sua beatitudine questa sera è a Cison di Valmarino per un incontro molto importante. Di cosa parlerà? Parleremo di Medio Oriente, di dialogo interreligioso, della questione politica di Terra Santa, ma soprattutto della realtà piccola, ma comunque significativa dei cristiani di Terra Santa e più in generale del Medio Oriente. Qual è lo stato di salute adesso del dialogo interreligioso in Terra Santa dopo la pandemia? Beh, la pandemia non è che abbia influito molto nel dialogo interreligioso, né in positivo né in negativo. Il dialogo religioso è una fase di stanchezza, si può dire, soprattutto a causa della politica molto fragile, molto debole e della continua commistione tra politica e religione tipica del Medio Oriente, soprattutto nei paesi islamici e anche in Israele, certamente. In Terra Santa come stanno considerando la situazione dei profughi dell'Afghanistan, di quello che sta succedendo nel Medio Oriente in generale? C'è apprensione come c'è apprensione in Europa? Non c'è apprensione, più che apprensione c'è come dire, constatazione di una delusione che era comunque attesa. Nessuno si attendeva che i paesi occidentali restassero in Afghanistan a lungo, che avrebbero fatto quello che hanno poi fatto anche in Iraq e in altri paesi, insomma, ecco. Per cui c'è una constatazione di un fallimento della politica occidentale in tutto il Medio Oriente e quello che è accaduto in Afghanistan è l'esempio chiaro, emblematico del fallimento della politica di questi ultimi 20 anni. Invece la situazione più in generale di Gerusalemme, che città è Gerusalemme in questo momento? Che aria si respira? Dunque, Gerusalemme da un lato è sempre la stessa, una città molto religiosa dove ebraismo, islam, cristianesimo e cristianesimo delle diverse comunità si mischiano, si incontrano, si scontrano continuamente. Dall'altro lato è però anche una città, non dico morta, però ferma perché i confini sono chiusi e la città è totalmente senza pellegrini la città le manca un polmone, ecco, si può respirare ma non si respira bene. In conclusione le chiedo una battuta sulle fragilità che sono state messe in luce ancora di più dalla pandemia anche nel nostro territorio. Notizia di questi giorni, un ennesimo suicidio di un 19enne nella cittadina di Oderzo, ma non solo, insomma sono tanti problemi, sono stati acuiti da questa emergenza sanitaria. Sì, credo in generale, non solo qui, che l'emergenza sanitaria, il lockdown, queste chiusure, questa difficoltà a relazionarsi abbia esasperato un tema che già c'era, cioè quello della solitudine e della mancanza di prospettive personali, di perdita di senso. Ecco, quello di cui abbiamo bisogno ora è ricreare il senso della comunità. Creare il senso della comunità dove anche noi religiosi dobbiamo dare la nostra parte naturalmente nel creare contatto, non attendere che la gente venga, ma andare noi, creare occasioni di incontro e soprattutto, cosa molto importante, occasioni di ascolto. La situazione della striscia di Gaza, Monsignore, in questo periodo, com'è la situazione? Purtroppo non è migliorata, è sempre un po' molto critica, ma almeno non è violenza, non c'è in questi giorni, in questo tempo. Cioè. Noi andiamo quasi regolarmente là e abbiamo una parrocchia, abbiamo una comunità cristiana, sono pochi, sono appena 800 al massimo così, i cattolici sono al massimo 200, ma abbiamo anche le suore della carità di Madre Teresa, le indiane, no? Che fanno un'opera meravigliosa e appunto oggi questa associazione del Rotary vuole aiutare questa comunità perché aiutano i poveri bambini, i bambini piccolissimi, malnati, handicappati o minorati, eccetera, eccetera. E dopo le donne anziane e anche gli uomini anziani, quelli abbandonati, eccetera, fanno un'opera meravigliosa. Dopo abbiamo le Suore del Rosario che hanno anche un'opera, una scuola bellissima, dove sono quasi tutti musulmani, quasi, ma anche se sono musulmani l'opera è meravigliosa. Perché? Perché semina nella parrocchia, nella striscia di Gaza, quella cultura dell'accoglienza dell'altro. Io accetto te, tu accetti me. E questa accoglienza è molto preziosa per noi, per stare là. Dopo i protestanti, gli anglicani hanno anche un ospedale, eccetera, eccetera.
andiamo là soprattutto per incoraggiare la speranza, è questione di speranza. Noi crediamo che la pace è possibile, anche se non vediamo come, ma vogliamo credere che la pace è possibile, vogliamo assolutamente che si mettano d'accordo e che trovino un giorno, forse sarà lontano questo giorno, ma dovrà venire un giorno dove la pace sarà possibile tra tutti.